avere qua in Italia una chiesa con un campeggio con quasi 50 giovani e è prezioso vedere lì, è un luogo stupendo, chi piace le montagne è meraviglioso e che possiamo pregare per loro, perché vogliamo che questa generazione che non è il futuro della chiesa, già è il presente, che questa generazione possa cambiare una generazione qua in Italia. Iniziamo questo culto in preghiera, possiamo pensare in questo momento per i nostri ragazzi, per il nostro culto, per la nostra vita e preghiamo in questo momento. Pensa nella tua vita, pensa in te, pensa nella tua storia e pensa o che cosa tu sei venuto a fare qua oggi. Glorificare Dio, adorare Dio, offrire a Dio. La nostra offerta è la nostra vita. Quello che Dio desidera è tutta la nostra vita. Fidarsi del Signore. Preghiamo per questi ragazzi che sono lì. Prossima domenica staranno condividendo la loro storia lì. Nostro Padre, iniziare questo culto, questa mattina è per noi una grande gioia, perché Tu sei il nostro Dio. E o quanto grande Tu sei, oh Padre, che possiamo fidarsi completamente di Te. Tu non ci abbandona mai. E quando la nostra vita è concentrata in Te, oh Padre, possiamo percepire, oh Padre, la Tua cura, la Tua mano, la Tua protezione, la Tua guida. Possiamo sentire che avrà un futuro per noi, perché la nostra speranza è in Te. Percepiamo che non siamo qui a un acaso, siamo parte di un sogno, di un progetto Tuo. Grazie. E adesso, Padre, questa mattina vogliamo vivere questo culto come qualcosa di nuovo per noi, una nuova esperienza. Vivere, oh Padre, com intensità di cuore. Benedici, guidaci, lo Spirito Santo, oh Padre, possa rivelare le Tue cose nelle nostre vite, nei nostri cuori. E possiamo sentire questa azione Tua. Grazie. Grazie, oh Padre, perché viviamo questo momento intenso con Te. È nel nome di Gesù che viviamo, Padre. Amen, Signore. Amen, Chiesa. Possiamo adorare, cantare, offrire una lode al Signore? Amém? Possiamo stare in piedi? E possiamo cantare, aprire la nostra bocca adesso e adorare il nostro Dio con cuore, con la mente, con tutto quello che viviamo e che possiamo vivere questa grande esperienza con il nostro Dio. Adoriamo e cantiamo.
Alleluia. Siamo qui nella presenza del nostro Dio per adorarlo. Alleluia. Siamo riuniti nella sua presenza e tu sei venuto qui questa mattina con lo scopo di adorare soltanto al nostro Dio, perché Lui è degno di ogni onore e ogni gloria. Che possiamo in questo momento dichiarare che Lui è Re della nostra vita. Amen. Adoriamo il Signore con gioia. Verso il Re, levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore, date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è Re. Salverà, Egli è Re dei Re sopra la terra. Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà. Gesù è Re del Dore che ci salverà, Egli è Re dei Re sopra la terra. Gesù è Re dei Re. Salverà, Egli è Re dei Re sopra la terra. Gesù è Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà. Gesù è Redentore che ci salverà, Egli è Re dei Re sopra la terra. Gesù è Re dei Re. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Adoriamo il Signore, lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari, la terra qua giù, tutto
tu hai aria, tu respiri, lode al Signore. Amen. Tutto quanto lode al Signore, perché il nostro Dio è grande. Amen. Lui anche nelle nostre battaglie, nelle nostre difficoltà, Lui è vicino a noi e possiamo credere in questo. Dire: Signore, io credo che Tu sei vicino a me. Tu sei nel controllo di ogni cosa. Io credo che il Signore è nel controllo della mia vita, della tua vita. Tu non sei venuto qui questa mattina soltanto per guardare il gruppo di lode che adora il Signore, ma tu sei venuto per adorare il Signore e per essere riempito della sua gloria. Che tu possa uscire di qua questa mattina pieno della gloria del Signore. Amen. Alleluia. La prossima canzone è bellissima, perché dice e dichiara che Dio è santo, perché Lui è santo. Lui è. Lui non era, Lui non sarà, Lui è e sarà per sempre. Amen. Possiamo dichiarare credendo che Lui è santo. Amen. Adoremos il Signore. Adoriamo. Le generazioni ti adorano, Signore, cantando la canzone dell'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque verrà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria, Signore. Canta agli angeli, Santo, canta il Creator, Santo, tu sei innalzato, Santo, Santo per sempre. Sei stato perdonato dal peccato tuo, canta la canzone dell'agnello. Sei stato liberato e porti il nome suo, canta la canzone dell'agnello. Insieme canteremo all'agnello, canta agli angeli, Santo, canta il Creator, Santo, tu sei innalzato, Santo, Santo per sempre. Insieme noi cantiamo, Santo, tu sei Re dei Re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Dichiariamo che il suo nome è santo. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria, Signore. Tuo nome
Alleluia il tuo nome, Signore. Noi ti lodiamo, Padre. Grazie, Signore, perché possiamo sentire la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Tu sei qui, Spirito Santo, che tu possa parlare in ogni cuore. Riempi, Signore, nei nostri cuori, Signore, del tuo amore, della tua misericordia. Grazie, Padre, grazie, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amém? Quanto é belo lodare o nostro Dio, glorificare a Dio, sentire questo entusiasmo che Dio ti dà. Che cosa significa la parola entusiasmo? Che cosa significa la parola entusiasmo? Dio dentro di noi, in Deus, Dio dentro di noi. É com esse entusiasmo que nós dobbiamo vivere la fede cristiana. É com questa gioia, com essa alegria que dobbiamo cantare, adorare, conoscere la parola, vivere questa esperienza con il Signore. Ossia, quando eu penso, questa chiesa c'ha una caratteristica bellissima, no? La chiesa è a Treviso, ma la gente non abita a Treviso, no? Chi abita a Treviso qua? Chi abita proprio no comune di Treviso? Alzate le vostre mani. 1, 2... No, tu sei casier. Chi abita comune di Treviso? 1, 2, 3. 3 persone solo che abitano no Treviso. Ossia, questa chiesa c'è una caratteristica bellissima, no? Perché la gente viene da diversi posti, diversi luoghi, da lontano per adorare il Signore qua. Eu comincio a pensare o popolo de Dio, Israele, no? Andando a Gerusalemme, girando, caminhando per adorare Dio. É a nossa chiesa. Ossia, nós facciamo 30, 40 ou di più chilometri per adorare o nostro Dio com a chiesa, com a gente, com o popolo. E é questo senso di essere chiesa, adorare Dio. E stiamo assieme. Hoje nós vogliamo camminare. Questo testo abbiamo iniziato Filippesi 2:1 e hoje Filippesi 2:2. Ossia, o senso della unità. O senso di stare assieme, l'obiettivo di camminare assieme. Vedendo adesso questa coppia, loro abitano a quasi 350 chilometri di qua. Sono qua per adorare Dio. C'è 350 chilometri. Andata e ritorno 700 chilometri. Ossia, wow. Questa è la chiesa. Filippesi 2:2. Rendete perfetta la mia... Rendete perfetta la mia gioia. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quelli degli altri. Nosso Padre, noi vogliamo camminare e vivere questa gioia in te. Predicare, ascoltare, conoscere, scoprire la tua parola e che lo Spirito Santo ci riveli, Padre. E che lo Spirito Santo riveli quello che è tuo. E che in questo momento possiamo scoprire, Padre, quello che è tuo nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Che cosa troviamo in questo testo? Parleremo oggi soltanto do versetto numero 2. Ho letto gli altri 2 per avere una idea di dove noi stiamo camminando in questo periodo. Che cosa parliamo qua? C'è una parola che si ripete, no? Un medesimo, un animo solo, un unico sentimento, o senso della unità. Ossia, quando noi ci convertiamo, conosciamo a Gesù, noi entriamo in una famiglia. E questa famiglia deve stare com una unità perfetta. Ossia, o senso di un matrimonio, un marito e a moglie che si scoprono e cominciano a camminare assieme. Ieri abbiamo fatto un incontro di coppia qua e l'importanza di camminare assieme, camminare insieme. E la Chiesa è questo senso. La Chiesa è una camminata assieme, è un obiettivo assieme e è lì che noi dobbiamo camminare come un popolo. Nós viviamo oggi un periodo molto delicato in questo mondo, anche dentro della Chiesa, purtroppo, dove ciascuno pensa a se stesso
il proprio interesse, ciascuno cerca la propria volontà, ciascuno cerca la propria vanagloria, che abbiamo letto, ossia ciascuno cerca la propria pensieri, la propria volontà e allontana-se dagli altri. Ma la Chiesa di Dio non è. È dove la gente si avvicina negli altri. E qua, quando noi entriamo qua, siamo tutti noi con le persone diverse, con tutte le nostre malattie, i nostri dolori, le nostre sofferenze, i nostri difetti, ma noi siamo amati come noi siamo. E è questo che è prezioso. Io amo mio fratello come lui è. Io amo la mia sorella come lei è. È nella Chiesa che noi conosciamo l'amore di Dio. Perciò è nella Chiesa che noi dobbiamo fare abbondare questo amore. Perché non è nella Chiesa quando noi cominciamo a pensare in noi stessi, come cominciamo a giudicare le persone. Non è la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio io entro e lì io scopro l'amore di Dio. Perché io lì nella Chiesa io trovo le persone che si amano. È questo senso di essere Chiesa. Perciò che Gesù insegnò questo principio. Gesù pregò per la nostra, parliamo 2 domeniche fa, per la nostra unità. Se Gesù fece quella preghiera in modo intenso, io prego, Padre, per loro che possano essere uno. Come tu, oh Padre, io e te siamo uno. O senso di camminare è stare assieme. O bello della Chiesa, e soprattutto noi abbiamo questa realtà molto forte qua a Treviso, perché Dio ha dato le persone che sono arrivate, e comincia a arrivare le persone di diversi luoghi, di diversi posti, con caratteristiche diverse, e Dio sceglie le persone che io possa amare. Ossia, Dio inserisce le persone accanto a me, in modo che io possa guardare quella persona e dire, è questa persona che io devo amare. È lì che io scopro questo amore di Dio. Io amo perché Dio mi ha amato per prima. Perciò in questo senso, questa lettera, Paolo abbonda delle parole tantissime. Paolo parla, io sono servo, voi dovete servire agli altri, voi dovete abbondare in amore uno con gli altri, voi dovete vivere i medesimi pensieri, voi dovete cominciare a guardare, apprezzare le cose migliori, non cominciare a guardare le cose negative, le cose migliori. Voi dovete essere limpidi e irrepreensibili. Sono le parole che Paolo ripete in questa lettera. Perché era una chiesa che Paolo amava tantissimo, era una chiesa preziosa, e anche la nostra chiesa Dio ama tantissimo, e è una chiesa preziosa. Perciò noi dobbiamo essere irrepreensibili, limpidi, e noi dobbiamo essere servo, amare abbondantemente le persone che ci donano e cominciare a servire negli altri con lo stesso pensiero. E è questo modo che è la camminata. C'è un testo in Matteo 16:24 che dice così: allora Gesù disse ai suoi discepoli. Che cosa Gesù disse? Se uno vuole venire dietro a me, rinuncie se stesso. E dopo c'è una frase che per me è molto interessante: prenda la sua croce e mi. Se tu vuoi essere un cristiano, tu devi morire per te stesso. Se tu vuoi essere cristiano, tu devi prendere la tua croce, che è morte. Se tu vuoi essere un cristiano, qual è l'ultima parola di questo testo? Comincia a camminare. Seguimi. Comincia a camminare. Não existe credente passivo. Não existe um cristiano fermo a casa. Comincia a camminare. Segue. Mi segui. Ou seja, una camminata. Essere discepolo di Gesù è la mia morte. Essere discepolo di Gesù, devo abbandonare la mia volontà. Se eu vorrei essere un discepolo di Gesù, eu devo imparare a morire per me stesso, e ogni giorno eu devo uccidere la mia volontà e fare con che la volontà di Dio, di Cristo, possa abbondare nella mia vita. È questo senso di essere discepolo. Perciò essere discepolo di Gesù, prende la tua croce, muore te stesso e segue Cristo Gesù. Perciò la Chiesa è un luogo di liberazione delle persone, dove i cristiani usati dal Signore prendono le persone che soffrono e portano a una liberazione. Quanto è bello vedere le testimonianze delle persone che dicono: quando sono arrivato qua io era così, e Dio ha trasformato la mia vita. Io ringrazio quella vita, io ringrazio quella persona, io ringrazio quelle persone che mi hanno liberato. E questa è la Chiesa di Dio. Le persone arrivano qua soffrendo. E le persone rimangono, non escono, rimangono qua
con la trasformazione e la guarigione del Signore. Perciò che Paolo usa questa espressione di essere uno solo. Perciò noi cominciamo a vivere con questo principio di questa disciplina di avere il medesimo pensiero. Una chiesa guarisce e trasforma le persone quando esiste un pensiero unico. Che cosa é o medesimo pensiero? Tu que sei esposado, esposada, quando tu e teu marido hanno o medesimo pensiero, como é o ambiente dentro de casa? Quando i pensieri sono diversi, como é o ambiente dentro de casa? Qual é que tu preferisci? Medesimo pensiero. Si cammina assieme, si soffre assieme, si vive assieme, si decide assieme, comincia a scoprire le cose belle assieme. Quando i pensieri sono diversi, i figli soffrono, la coppia soffre, tutto soffre quando i pensieri sono diversi. Ma quando stiamo uniti in un solo pensiero, si cammina bene. La Chiesa è così. Perciò Paolo dice un medesimo pensiero. Quanto è difficile per una persona cercare di pensare la stessa cosa degli altri. È molto difficile. Ma quando eu comincio a camminare con le persone e lo Spirito Santo comincia a entrare nella mia vita e comincia a rivelare le cose, lo stesso pensiero arriva. E Dio rivela. E lì quando c'è la mia morte della mia volontà, io comincio a essere inondato da Cristo, lo stesso pensiero arriva. E quando noi camminiamo nello stesso pensiero, che come funziona la vita? Stupendo. Vedere questo gruppo della Lode ieri, no? Oggi io stavo sentendo voi facendo la prova, no? Se loro cominciano a litigare con pensieri diversi, come sarà questa lode ao Signore? Non arriva neanche qua. Ma quando c'è lo stesso pensiero, arriva il Signore di questa lode. Perché è solo un gruppo di 6-7 persone che stanno decidendo di lodare il Signore assieme, le canzoni, il modo, la ordine, lo stesso pensiero. Stiamo insieme. La Chiesa è così, stiamo insieme. Perché noi abbiamo un solo obiettivo. Eu só posso avere lo stesso pensiero se abbiamo un solo obiettivo. La vita di famiglia soltanto ha lo stesso pensiero quando l'obiettivo è unico. La vita di chiesa soltanto ha lo stesso pensiero quando l'obiettivo è unico. Qual era il nostro obiettivo? Il pastore ha predicato domenica scorsa, Pastor Alexandre. Qual era o nostro obiettivo? Portare la gente a avere un'amicizia con Dio. E portare Dio a avere un'amicizia con la gente. Ossia, il nostro obiettivo è portare le persone a scoprire chi è il Signore. La nostra esistenza qua in questa terra è proclamare questo Evangelo, è portare le persone a scoprire la bellezza del messaggio di Cristo. Quando il mio obiettivo cambia, il mio pensiero non sarà lo stesso. Perciò la esistenza della Chiesa è un'adorazione al Signore. La esistenza della Chiesa in questa terra è portare le persone a scoprire chi è Gesù. È questo obiettivo che ci unisce. Quando Paulo afirma all'inizio di questa lettera l'importanza di predicare il Vangelo, e lui si trattiene nel versetto 3, 4, trattiene tantissimo, predicate il Vangelo, e non importa, predicate il Vangelo, se con buon animo, senza animo, ma predicate il Vangelo, perché l'obiettivo nostro è che la gente possa scoprire l'amore di Dio. Ho scoperto questo amore di Dio tanti anni fa, c'era quella coppia domenica scorsa che erano miei amici, è lì che loro hanno parlato dell'amore di Dio. 45 anni fa, uau, noi qua stiamo vivendo questa esperienza di proclamare l'amore di Dio a tutta la gente. E quando abbiamo questo obiettivo, abbiamo lo stesso pensiero. Perciò predicare il Vangelo, fare la gente conoscere l'Evangelo, è questa ricchezza per noi. Avere o medesimo modo di pensare significa che io non penso a me stesso, io penso negli altri. Io só posso avere o medesimo modo di pensare quando io penso negli altri. Io sono un servo, io penso negli altri. Quando eu comincio a pensare a me stesso, i miei privilegi, la mia volontà, i miei desideri, lì i pensieri si finiscono. Cominciamo a essere una chiesa con il medesimo pensiero, oppure continuiamo a essere una chiesa con lo stesso pensiero, con questo obiettivo. Il mio egoismo uccide questo modo di pensare. Perciò il mio modo personale di vivere in mezzo alla chiesa di Dio finisce. Eu vivo per gli altri. È questo che Cristo ci insegna.
è venuto in terra per salvar-te, per servir-te. Gesù è venuto per questo, non stava pensando a se stesso. Nós siamo qua oggi non per noi, è per salvare la gente, è portare la gente a una esperienza con Dio e lasciare che Dio prenda cura di me. Quando eu preoccupo tantissimo per la mia vita, estou transcurando o princípio de Dio que protege e guarisce la mia vita. Lascia che Dio prenda cura della tua vita e cominci a camminare nella vita degli altri, a pensare o bene degli altri. E la famiglia è così. Matteo 24, 10, 12. E qua è una cosa che tante volte eu comincio a preocupar-me com a nossa preghiera. Allora molto si svieranno, gli ultimi tempi che stiamo vivendo, allora molto si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda, molti falsi profetas sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà. E che cosa dice dopo? Che cosa succederà con l'amore? Si raffredderà. Stiamo vivendo negli ultimi tempi. E quando nós cominciamo a pregare a Dio che l'amore della Chiesa cresca, amém. Mas nós dobbiamo sapere che c'è una profezia. Che l'amore si raffredderà. Gli uomini saranno egoisti. Gli uomini saranno così. E hoje, quando nós vediamo tanta realtà nel mondo, nós percepiamo gli ultimi tempi stanno arrivando. Ma dentro della Chiesa nós dobbiamo combattere per mantenere questo stesso pensiero e l'amore non può raffreddarsi. Nós não possiamo trascurare questa realtà, senão nós estamos perdendo o senso de essere Chiesa. O stesso obiettivo é Cristo. O medesimo modo de pensare. O stesso obiettivo é pensar em Lui. Segundo ponto que Paulo lavora com esse pensiero é o medesimo amore. O stesso pensiero e o medesimo amore. Que cosa è amore? Já abbiamo parlato. Que cosa è amore? È la mia? Senza questo non esiste amore. È la mia? Eu só posso amare Astrid se eu sono pronto a... Eu só posso amare questa Chiesa se eu sono pronto a morire. Se non c'è la mia morte, non c'è amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio per morire per noi. La morte significa amare. Perciò amore è una decisione nostra di manifestare chi è Dio. Perciò Dio è amore e conoscendo Dio io conoscerò l'amore di Dio. E adesso eu posso amare le persone. Le persone che non amano è perché ancora non conoscono Dio. Amare è conoscere Dio. Conoscendo a Dio, io amo. Perché Dio è amore. Perciò l'amore è una manifestazione, è una espressione che è collegata alla mia morte, ao mio servire. Lo stesso amore, avere un medesimo amore, è essere un servo delle persone. È essere è proteggere le persone, è sostenere le persone, è fortificare le persone per amore. È lì che io devo rallegrarmi con le persone, è lì che io devo soffrire con le persone, perché io amo le persone. Quando eu vedo um fratello, una sorella che soffrono, in amore, eu estou com loro. Quando eu vedo um fratello, una sorella che stanno in un momento delicato, eu ho scoperto l'amore di Gesù, eu estou vicino a loro. È lì la mia morte. Não importa o meu tempo, não importa a minha risorsa, não importa o meu conforto, eu sono pronto a sacrificar-me per le persone. Se não c'è o meu sacrifício, meu amore non è l'amore che Dio mi ha insegnato. Perché l'amore di Dio è un sacrificio. Perciò io devo sacrificarmi per una persona. E è questo sacrificio spirituale che io devo manifestare in questo amore. Le persone hanno bisogno di sentirsi amate. E sentir-se amata é sentir que c'è qualcuno che si importa con me. Le persone hanno bisogno di sentire questo amore di Dio, perché la gente fora è disperata. Parlando con le persone, allora con il pastore Caio, la disperazione del mondo oggi è fortissima, perché la gente è disperata perché non conosce Dio. Chi conosce Dio siamo noi. E è noi che dobbiamo amare queste persone e fare vedere che c'è un amore profondo, che è l'amore di Dio, tramite la nostra vita. L'amore di Dio è visibile tramite la tua vita. L'amore di Dio si trasmette tramite la Chiesa. Perciò che Paolo istruisce a questa Chiesa a vivere questo amore e abbondare di amore. Tuo fratello, a tua sorella stanno soffrendo oggi?
ama, protege, sostiene, abbraccia, cammina assieme, oppure sta ao fianco per ascoltare. Tu fratello, tua sorella hoje stanno con tanta gioia, stia assieme, ascolta, senti quell'entusiasmo, condividi. È questo essere la Chiesa dove abbonda l'amore di Dio. Questo amore di Dio è la piena conoscenza di Dio. Quanto di più conosciamo Dio, più scopriamo questo amore. Terzo punto che Paulo dice qua, avendo un stesso animo, un solo animo. E avere questo animo è essere unito. Che cosa è avere lo stesso animo? C'è in italiano che mi piace tanto quella frase. Com'è che è anima in un italiano vecchio? Arcaico. C'è una Bibbia che ce l'ho che è scritto in questa parola, invece di anima, c'è l'altra parola. Com'è che è in portoghese? Alma. Alma. Anche in italiano c'è questa parola, alma. In portoghese è alma. Animo. Avere lo stesso animo, la stessa alma, lo stesso animo. Ossia, la nostra amicizia, il nostro rapporto è tanto profondo che la nostra anima è collegata una con l'altra. Puoi immaginare quello rapporto dove la mia anima è collegata con mio fratello e con la mia sorella? La mia anima è collegata uno con l'altro. E è questo che Paolo sta desiderando, che il vostro rapporto sia un rapporto di anima. Non solo un rapporto di toccare, di parlare, ma di avere lo stesso sentimento, lo stesso modo di pensare, lo stesso amore. È un animo, è un collegamento profundo, è un'amicizia di anima, è un'amicizia profonda. Giovanni 17:21 dice così, che siano tutti come tu, ó Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché o mundo creda che tu mi hai mandato. Gesù e o Padre avevano una intimità profonda, ma tanto profonda che loro si conoscevano in un modo stupendo. E la preghiera di Gesù era proprio così: Padre, che la loro anima possa essere completamente collegata uno con l'altro. Perché io e te, Padre, siamo così. Che la loro anima sia profonda uno con gli altri. Perché, Padre, io e te siamo così. Io prego, Padre, che la Chiesa Battista lì a Treviso, loro possa avere lo stesso animo. Una intimità profonda. E è questo, Padre, che io desidero per loro. Io prego, Padre, per loro così. E Paulo stava dicendo lo stesso animo. Perciò questa preghiera di Gesù era un sogno di Dio per noi. Lo stesso animo in servire, lo stesso animo in pregare, lo stesso animo in studiare la parola, lo stesso animo in soffrire assieme, lo stesso animo in rallegrarsi, lo stesso animo in camminare assieme. È questo o animo della comunità. È questo o animo di fare tutto assieme. È questa disposizione, è animo. Tu ce l'hai questo animo uno con l'altro qua? Tu riesci a vivere questa gioia, questa intensità uno con l'altro? È qua che Paolo ci sta insegnando. È qui che Gesù pregò per noi. Padre, che loro possano avere lo stesso animo come io e te abbiamo. Stiamo assieme, collegati con gli altri. E l'ultimo punto qua, che Paolo lavora con questa chiesa, avere lo stesso sentimento. Perché la comunità è un grande regalo di Dio che ha donato. Viviamo in un mondo ingiusto, triste. Non pensate in trovare giustizia fuori della vita con Cristo. O mondo è triste e ingiusto. Ma dobbiamo qua avere lo stesso sentimento dentro di un mondo così. C'è un testo in Romani 12, 15, 16 che dice così. Qual è la prima parola? Rallegratevi con chi? Con chi? Con quelli che sono allegri. E dopo che cosa dice? Piangete con quelli che piangono. Ossia, Paolo stava parlando con la chiesa di Filippi, ma la stessa cosa che aveva parlato con la chiesa di Romani. Abbiate tra di voi che cosa? Medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, non lasciatevi attrarre ma lasciatevi attrarre dagli umili. Non vi stimate
Sade a vós stessi. Non pensa che tu sei superiore agli altri. Considera gli altri superiori a te stesso. Piangete con quelli che piangono. Rallegratevi con quelli che si. E questa è la nostra vita di chiesa? E questa è la nostra vita che io posso vedere la gioia del mio fratello e io sto lì con la stessa gioia? O pianto del mio fratello e anch'io sto soffrendo con mio fratello? È la stessa anima, è lo stesso sentimento, è lo stesso pensiero, è lo stesso amore. È questo che Paolo stava dicendo: completate la mia gioia. E che la chiesa di Filippi possa completare la gioia di Paolo e che la chiesa di Treviso possa completare la storia di Paolo. Perciò io devo qua avere lo stesso sentimento con mio fratello. Io devo piangere con mio fratello. Io devo gioire. E quello che sempre diciamo: qual è più difficile, gioire, rallegrarsi con quelli che si rallegrano o piangere con quelli che soffrono? Qual è più difficile? È rallegrarsi. Perché la loro gioia io volevo per me. Ma non è così, no. Se mio fratello sta vivendo una gioia, anch'io sto con lui, sto con lei, perché la sua gioia sarà la mia gioia. La sua tristezza e sofferenza sarà la mia sofferenza e tristezza. È questo che Dio desidera. Quando abbiamo la stessa anima, noi staremo imparando a vivere insieme uno con gli altri. Non allontanarti dalla comunità, non allontanarti dalla chiesa, non allontanarti dalle persone, perché la vita con le persone io manifesto questo amore di Dio. È nella vita con le persone che io comincio a avere lo stesso animo. Perciò io devo trasformare tutta la mia amarezza in una guarigione di perdonare e camminare. E devo trasformare tutto il mio senso critico in un appoggio e sostegno. E devo trasformare la mia lingua, che tante volte è pettegoli, in una lingua che possa edificare e costruire le persone. È quello che devo trasformare nella mia vita per entrare nello stesso sentimento, nella stessa anima, nello stesso pensieri e avere questo stesso amore che Dio ha inondato la mia vita. Perciò Paolo stava dicendo: completate la mia allegria. E noi possiamo completare l'allegria di Paolo? Che questa chiesa possa abbondare in amore. Facciamo un momento di preghiera adesso? Vivere in comunità è un periodo di guarigione. Ma só che noi faremo in modo diverso. Oggi non siamo tanti qua. Esci il tuo posto e ti avvicina a una persona che tu non conosci tanto. O ti avvicina a una persona che tu, da tempo che tu non la vedevi. Ti avvicina a una persona. Ti avvicina a una persona. Esci del tuo posto, ti avvicina e prega con questa persona. Parla con questa persona, piange con questa persona, gioisce con questa persona, condivide con questa persona. Noi possiamo vivere questo momento di stare assieme uno con gli altri. Oggi noi abbiamo due momenti molto preziosi e ricchi qua. E possiamo fare gruppo di 3 persone, di 4 persone, di 2 persone, ma che tu possa condividere questo uno con gli altri. Ok? Ok? Ci avviciniamo. Prende lì. Vieni qua con colui, vieni qua. Sì, con loro 2 qua. Já, Daniel já adotato? Ok, Daniel, ótimo. Vai, Daniel, adota, sì. Adota, abbraccia, sì. Sì, che bello. Preghiamo assieme, 2, 3 persone, e preghiamo. E facciamo questo senso di condividere. E condividete il vostro pianto, la vostra gioia. Condividete, parlate uno con gli altri. Facciamo 5 minuti di questo momento di chiesa.
Nostro Padre, la tua Chiesa prega, la tua Chiesa condivide, la tua Chiesa parla, la tua Chiesa in questo momento soffre e gioisce. Benedice, ó Padre, ogni preghiera, ogni incontro adesso, fortifica, Padre, e che possiamo vivere questa vita di un modo molto profondo, la vita di una sola Chiesa, un solo popolo, una sola gente, ó Padre. Lo stesso pensiero, lo stesso amore, lo stesso sentimento, avere la stessa anima, l'animo, che possiamo vedere, ó Padre, questi stili di vita che Cristo ci insegnò, o rapporto di Gesù com o Padre che sia qua in mezzo a noi, in modo che o mundo creda che Gesù è venuto in terra e ci ha salvato. Grazie, ó Padre, per questo momento, per la tua Chiesa, e che possiamo gioire e rallegrarsi, ó Padre, e allo stesso tempo, Padre, imparare o soffrire uno con gli altri, uscire da noi stessi. Grazie. Questo culto è tuo e questo momento è tuo, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Amém, Chiesa. Prima della lode, eu vorrei avere un momento adesso. E dopo staremo offrendo un momento di lode. Paulo, Crina, venite qua. Franciane, dove sei? Vieni qua. Dove è Pasquale? Vieni qua. Anche voi due, quattro. Eita, noi qua. Ok. Loro, prima di iniziare il culto, mi hanno condiviso la stessa cosa. Oggi stanno completando un anno di matrimonio. E quando Franciane e Pasquale sono arrivati, loro mi hanno detto: Pastore Caio, qua è la nostra famiglia. Chi non sa, loro abitano vicino a Como, confine con la Svizzera, e questa è la loro chiesa. Chi non sa, loro fanno 700 km per venire qua in chiesa. E loro ci hanno lasciato questo. Franciane e Pasquale, siamo lieti a invitarvi al nostro matrimonio che si svolgerà il 14 agosto 2026 alle ore 18 nella locanda di Carrubo Mattinata, località Montecchi, Foggia, e la vostra presenza sarà per noi più un bello regalo. E dopo sono le informazioni dei contributi e le altre occasioni, vestimenti, ok? Ma loro stanno invitando la Chiesa loro che siete noi. Siamo noi, che siete voi, per il loro matrimonio. Siete molto speciali. Ok. Che cosa la Chiesa è per voi? Molto speciali. Siete molto speciali, perché questa Chiesa trasformò la vita loro, nonostante che abitano lontano. Così abbiamo questi due momenti adesso. Una preghiera per questo matrimonio che si svolgerà e un anno di matrimonio oggi. Preghiamo? Possiamo pregare per loro qua? Marcelo, vieni qua stare un po' con loro qua, vicino. Anche Asia può stare vicino con lei. Daniel, gente, stia vicino a loro qua. Ok. Preghiamo per loro. Un anno di matrimonio è veramente un bel regalo che Dio ha donato. Nostro Padre, grazie per questo momento che possiamo ringraziarti. La vita di Paolo, di Crina, Padre, per questo momento. Un anno di matrimonio. Una storia che tu stai cambiando, Padre. E grazie alla loro decisione di sposarsi, di stare assieme. Fortifica, Padre, che loro possano vivere questa grande esperienza di gioia con te. E questo matrimonio possa essere di grande gioia e di grande celebrazione. E che noi come Chiesa possiamo rallegrarsi con loro. Possiamo gioire con loro e anche piangere con loro nei momenti difficili. Ma in amore, oh Padre, possiamo stare assieme, ao fianco. Anche, oh Padre, vogliamo ringraziare per il miracolo che tu stai facendo nella vita di Franciane, di Pasquale, oh Padre. Grazie per questo che tu già hai fatto nella loro vita. È una nuova storia, una trasformazione, è un miracolo tuo. E adesso, oh Padre, che questo 14 di agosto sia una grande festa di celebrazione. Benedici e fortifica, Padre, che possiamo gioire tantissimo lì e ricordarsi delle grandi cose che tu fai. Grazie, oh Padre, per queste due coppie, le tue benedizioni nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Paulo e Crina, dopo stanno invitando tutta la Chiesa per un pranzo, ok? È una cena di pesce con Furio.
Ok? Sì, cantiamo, adoriamo, offriamo. Momento di offerta, di decima. E questo è un momento molto speciale. Quando eu me fido do Signore, eu não me fido dei soldi, eu me fido di Dio. Perciò il momento delle decime offerta è quello, eu me fido do Signore. E io farò questo, perché è la mia certezza, Signore. Possiamo stare in piedi? Adoriamo, offriamo, cantiamo. Quale cantico? Quale cantico? Grande forza, grande forza. Cantiamo questo cantico e facciamo questo con gioia e allegria, questo momento di offerta, ok? Va bene? Siete pronti? No? Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù. Tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino il mare, la terra qua giù. Tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, della terra il Re. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù. Tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari, la terra qua giù. Tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, della terra, grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, della terra il Re. Amen. Preghiamo il Signore ringraziando così per questo momento. Padre Santo, noi ti lodiamo, Padre, perché tu ci parli sempre. La tua parola non torna mai a vuoto, Signore, e noi siamo felici questa mattina di poter partecipare di questa festa di gioia, di lode e di adorazione a te. Grazie, grazie Padre per queste offerte, per le decime, Signore, sono state portate qui davanti. Benedici la nostra Chiesa, benedici la nostra vita. Abbiamo bisogno soltanto, Padre, della tua grazia. Nel nome santo di Gesù. Amen.
Amém. Ok, cari. Gli avvisi qua. Veloci pregate, ritorno dei ragazzi, ok, questo pomeriggio. Ok, preghiamo e che possa finire un campo veramente con trasformazione spirituale nella loro vita. Fine di agosto, inizio di settembre, c'è un campeggio dei bambini, ok? Così già preparati, inviate i vostri bambini, i vostri piccoli, mandate per questo campeggio, sarà vicino a Belluno, ok? Noi cominciamo già adesso a fare la raccolta per questo campeggio, di solito sempre c'è qualche budino, dolce lì che c'è per questo campeggio. Gli altri avvisi. È un periodo molto intenso dei responsabili qua. Settimana scorsa c'era qua con noi il mio responsabile di tutta la parte, come posso dire, di strategia di lavoro missionario. Sono 97 paesi, sono 2.500 missionari e noi siamo parte di questa storia. Lui è stato qua con noi per sistemare e lavorare la nostra comunità, anche il nostro mio tempo di Astri, no? E che si prolungherà adesso per gli altri 10 anni. Ok? E così la giunta missionaria farà un progetto con la nostra chiesa e se la nostra chiesa accetta questo progetto noi cammineremo insieme ancora un bel tempo, ok? Ma la nostra chiesa c'è un grande compito di aprire le nostre 9 comunità, 9 chiese. Perché per questo noi stiamo qua per proclamare il Vangelo dappertutto, ok? Próxima settimana viene il mio capo generale, ok? Lui sarà con noi qua e sarà sabato con i giovani e domenica con la chiesa, dopo sarà anche Padovo con Eliano, non lo so ancora, e gli altri pastori saranno qua, ok? Così che la chiesa possa stare insieme qua vicino. E nell'altra domenica sarà il presidente della Convenzione Battista Italiana. Siamo stati lunedì là con lui e con il mio responsabile e abbiamo parlato del progetto della nostra chiesa, anche prendere cura delle chiese che hanno bisogno e che noi possiamo essere presenti nella storia. E lui sarà con noi il 6 e 7 di giugno, ok? Anche con i giovani e anche con la chiesa qua. Così è un periodo molto intenso, no? Molto prezioso e sarà molto importante per noi come chiesa di strutturare, organizzare per espandere, per crescere. È un momento unico e è prezioso, ok? Sono questi avvisi. Gli uomini, 22, 23, 24 di ottobre, ok? Le donne, già avete fatto iscrizione dei vostri mariti? Ok? Io vorrei iscrizione delle donne, ok? E vedere là che la Jennifer scrive, sto iscrivendo Daniel per andare. Ok? Che le donne possano iscrivere il marito e inviare gli uomini, ok? A Verona e staremo lì, ok? Solo gli uomini. Sarà molto interessante questo convegno di uomini. Preghiamo, finiamo il culto con preghiera oggi e ringraziamo il nostro Dio. Padre, grazie. La tua presenza, prendi cura del tuo popolo, della tua chiesa, sostieni e Padre che possa espandere, crescere, manifestare la tua gloria e che possiamo vedere il tuo nome, Padre, glorificato dappertutto in Italia. Grazie per il privilegio che tu ci dai di vedere una comunità come questa, che è tua. Continua, Padre, a fortificare il tuo popolo, la tua chiesa in ogni momento. Anche con i nostri ragazzi che tornano oggi. Benedici e tutto quello che faremo, che sia con la tua mano, con la tua presenza. Lavori con noi. Il tuo grande amore, Padre, possa inondare le nostre vite. Consola-te, Padre, che lo Spirito Santo possa consolar-te e che possamos sentir a tua grazia em ogni passo. Nel nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus vi benedica. E uma boa domenica.